Job Orienta ha da qualche anno messo al centro proprio i riflettori accesi sugli ITS Academy, perché sono percorsi molto collegati al mondo del lavoro, perché le migliori industrie e il migliore settore strategico per l'Italia parla di richiesta di competenze e gli ITS le offrono. Oggi sul palco di Job Orienta, con anche la benedizione del Ministro all'istruzione e al merito, abbiamo detto davanti a tutti che questi sono la via maestra per entrare nel mondo del lavoro. Noi quest'anno abbiamo portato sul palco i ragazzi, quelli che frequentano e quelli che già stanno lavorando, per trasmettere a tutti quelli che erano in platea quali sono stati i loro momenti di scelta, quali sono stati i loro sentimenti che li hanno accompagnati nell'avvicinarsi al mondo del lavoro. Ho scelto di fare l'ITS perché posso applicare quello che ho studiato nei banchi di scuola in officina, nel mio caso perché frequento l'ITS meccatronico, il settore di innovazione dei processi prodotti meccanici, e questo corso mi permette di entrare subito in azienda e di specializzarmi in questo determinato settore. Ho frequentato l'ITS Rizzoli dal 2016 al 2018, ho fatto il corso ITS Omnichannel Communication Specialist, che è il corso più centrato sulla grafica, la creazione dei contenuti, e una volta finito l'ITS ho sperimentato davvero tantissimi lavori fino ad arrivare ad aprire una mia partita IVA. Infatti adesso io sono una libera professionista. Lavoro sia per l'orientamento di ITS Rizzoli, quindi sono un po' tornata a casa, ma lavoro anche come grafica e illustratrice digitale, quindi sono riuscita ad unire anche al mondo della grafica la mia passione per il disegno digitale.